Cari amici di Vox Italia TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. Ho il piacere di presentarvi l'ospite di oggi. È in collegamento con noi il giornalista e scrittore Franco Fracassi. Ciao Franco, grazie per esserti collegato con noi. Ciao, salve a tutti. Bene, come sapete, cari amici, la situazione in Italia non è delle più tranquillizzanti. Il governo continua a cavalcare l'emergenza e di oggi la notizia che presto sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina anche all'aperto, presto, forse già fin da subito. Insomma, le notizie non sono delle migliori. Parleremo, come avrete capito, di Covid e non solo con Franco Fracassi, che ha pubblicato un libro importante a luglio, che invito la regia a mandare in sovraimpressione la copertina del libro, Protocollo Contagio. Franco, perché hai scritto questo libro? Quali sono i risultati che tu hai individuato, che hai raggiunto nel tuo studio? Allora, io ho scritto questo libro perché durante la pandemia avevo una domanda che mi ronzava in testa. Passo il mio tempo a pormi domande su qualsiasi cosa e la domanda che mi ronzava era: com'è possibile che in un mondo in cui una delle cose più ricercate da tutti, a tutti i livelli, dai livelli della politica internazionale a quelli del più infimo cittadino, si cerca di comprendere quello che sarà il futuro, quello che accadrà domani, tra una settimana, tra un mese, tra un anno, tra 10 anni, anche tra 20 o 30 anni, in un mondo che vive proiettato, cercando di capire che cosa potrà accadere in futuro, questo evento sia stata l'unica cosa non prevista, perché ci è stato raccontato che noi siamo stati travolti da uno tsunami improvviso. Allora, è possibile che la cosa più devastante per l'economia e la società mondiale dalla seconda guerra mondiale a oggi è stata l'unica su cui nessuno ha provato a investire soldi, denaro, risorse per cercare di prevederla? Questa è la molla che mi ha fatto scattare per iniziare a indagare. Eh, Ho deciso per la prima volta di partire esclusivamente, almeno per quanto riguarda la prima parte della mia inchiesta, esclusivamente da informazioni ufficiali prese dai governi, da quello che avevano prodotto i vari governi, da quello che avevano prodotto i principali istituti di ricerca mondiali e le organizzazioni internazionali come l'OMS. Bene, non mi ci è voluto molto per rendermi conto di una cosa: il Covid è probabilmente stato l'evento più annunciato del XXI secolo. Non annunciato a noi, noi 7 miliardi e mezzo di abitanti della Terra, ma annunciato a chi doveva sapere. Ed è una cosa, diciamo, è annunciata in maniera clamorosa, nel senso che, questo lo racconto nel libro, l'intera umanità per 18 anni dal 2002 a oggi, da quando ha deciso di dare la caccia al coronavirus, ha deciso che il coronavirus era qualcosa che bisognava studiare e da cui bisognava proteggersi. Per 18 anni l'umanità intera ha impiegato risorse, mezzi, denaro, e per denaro sto parlando di centinaia di miliardi, per cercare di sapere tutto sul coronavirus, per 18 anni. E l'anno scorso noi praticamente sapevamo tutto, ovviamente non su questo ceppo particolare Covid-19, ma sul coronavirus. Sapevamo tutto e sapevamo pure che sarebbe arrivata la pandemia, sapevamo quando sarebbe arrivata, dove sarebbe arrivata, come si sarebbe diffusa, che danni avrebbe provocato dal punto di vista sanitario, dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista della vita nostra di tutti i giorni, dal punto di vista anche culturale. Franco, E dove si questa è una trovano cosa questi dati? sconvolgente. Cioè, chi è che ha fatto questa operazione di preveggenza? Cioè, chi e dove diceva che sarebbe arrivato questo virus in questi termini, che avrebbe provocato questi danni? Tutti, l'OMS, gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, la Francia, la Germania, eccetera, 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 il Regno Unito, l'hanno fatto tutti, perché questo è quello che fanno i paesi. Gli Stati Uniti, non pensate che quando loro fanno qualche cosa che a noi sembra una sorta di improvvisata, scatenano una guerra oppure prendono una posizione, sia una botta di testa del presidente. Gli Stati Uniti ragionano,
cercando di prevedere quello che accadrà tra 10, 20, 30 anni e si comportano di conseguenza. E ovviamente hanno fatto la stessa cosa per quanto riguarda il coronavirus. Faccio esempio degli Stati Uniti perché gli Stati Uniti è il caso più clamoroso. L'anno scorso, da gennaio ad agosto, per 8 mesi, si è svolta, anzi, i seguenti soggetti: la Casa Bianca, tutti i ministeri degli Stati Uniti, buona parte dei governi degli stati degli Stati Uniti, tutti e 17 servizi segreti, i principali istituti di ricerca, le principali università, le principali multinazionali, le principali banche, le principali società finanziarie, tutti questi soggetti da gennaio ad agosto hanno simulato una pandemia da coronavirus. Per 8 mesi, centinaia di migliaia di persone coinvolte. È stata probabilmente la più grande simulazione ed esercitazione della storia dell'umanità. Allora, al termine di questo, hanno prodotto un rapporto e in questo rapporto c'è scritto tutto. Sembra, a me ricorda un film degli anni 50 in cui un giornalista un bel giorno gli capita tra le mani un giornale ed è il giornale del giorno dopo. E quindi ovviamente questo giornalista diventa ricchissimo perché gioca sempre ai cavalli e vince, diventa un giornalista di grande successo perché riesce a anticipare notizie rispetto a chiunque altro, eccetera, eccetera, finché a un certo punto non scopre su questo giornale della sua morte, cioè che lui sarebbe morto quel giorno perché ne lo riportava il giornale il giorno dopo. Ovviamente lì cambia tutto, però quest'idea del giornale il giorno dopo è esattamente l'idea che mi è venuta in mente leggendo quel rapporto, perché se noi prendiamo i Come si principali... chiama questo rapporto, Franco? Crimson Contagion. Se noi prendiamo i principali giornali mondiali da gennaio a maggio e li mettiamo accanto al rapporto, sono identici, dicono le stesse cose. Questo rapporto ci dice che il coronavirus, l'epidemia sarebbe partita da Wuhan, che si sarebbe sparsa in tutto il mondo, ci racconta quando sarebbe partita, come si sarebbe sparsa, con quali modalità avrebbe colpito paese per paese e quali danni avrebbe provocato a tutti i livelli, perché come vi ho spiegato prima, a questa simulazione hanno partecipato tutti. Quindi i danni dal punto di vista politico, dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale, dal punto di vista sanitario, eccetera, dal punto di vista dei poteri geopolitici. Su questo rapporto c'è scritto tutto, ma quello degli Stati Uniti è solo la cosa più clamorosa. Peraltro Trump, in un'intervista rilasciata a uno dei giornalisti più famosi del pianeta, che si chiama Bob Woodward, quello del caso Watergate, da cui è stato tratto un libro, in questa intervista intervista fatta a febbraio, Trump ha raccontato a Woodward: io sapevo tutto da molto tempo, sono stato zitto perché non volevo allarmare nessuno. Quindi in qualche modo lui ha confermato questa cosa, perché sul tavolo di Trump il rapporto è arrivato a settembre dello scorso anno. Dopodiché il nulla, ma il nulla anche sul tavolo di Boris Johnson. Il Regno Unito ha fatto un'altra simulazione enorme, il nulla dalla Cina, perché anche la Cina ha fatto la sua simulazione, perfino l'OMS ha fatto una simulazione in cui si davano, diciamo, si spiegavano cose che sono poi state molto vicine a quel che poi è accaduto. Insomma, non ci hanno protetto, avrebbero potuto proteggerci e non ci hanno protetto. E questa cosa, per quanto mi riguarda, è sconvolgente, perché apre altre implicazioni, ovvero non ci hanno protetto per quale motivo? Cioè, perché un governo deve decidere di mettere così in pasto al virus i propri cittadini? Un'organizzazione internazionale deve fare la stessa cosa. A me vengono in mente solo due possibili risposte. Franco, prima di arrivare a questo però, sì. no? Perché non ci hanno protetto? Perché è molto interessante anche l'incipit che tu hai offerto a tutti noi. Cioè tu dici, guardate che questa cosa non è arrivata affatto come un fulmine a ciel sereno, ci sono prove che io ho raccolto e ho pubblicato nel mio libro che testimoniano non solo come tutti sapessero che stava per arrivare, ma sapevano perfino da dove sarebbe partita la minaccia, cioè da Wuhan.
Ora, la domanda però che sorge al cittadino medio, no, di fronte ad una affermazione come questa è: come facevano tutti a sapere, a conoscere il futuro? Ecco, tu hai fatto l'esempio dell'accadde domani. Come facevano? Allora, le ipotesi, cerchiamo di fare le prime due ipotesi su Facevano questa. perché questo è il mestiere dei governi. Però cerchiamo di Non capire si una viene cosa. raccontato, Allora, però Franco, cerchiamo di sì. capire una cosa su questo, no? Se io adesso dico, tra 10 minuti andrà via la linea e il collegamento con Franco Fracassi non ci sarà più, giusto? Allora, le cose sono due: o mi sono organizzato per togliere la linea o sono un mago. Allora, questo è per i normali cittadini, ma allora, mettiamo in un altro modo. Il modo, diciamo, più comune che tutti quanti noi abbiamo riguardo il nostro futuro sono le previsioni del tempo. Tutti noi, prima di andare al mare, fare una gita in barca, andare a sciare o che so io, fare qualsiasi altra cosa, guardiamo le previsioni del tempo per cercare di sapere che cosa accadrà domani, dopodomani, se pioverà tra una settimana, se farà freddo o farà caldo. Questo è un modo di fare previsioni del futuro. Come fanno? E la scienza ti permette di fare questo. Oppure, faccio un altro esempio, faccio esempi in maniera tale che si capisca che non è una cosa da maghi. Un'azienda che produce, diciamo, vestiti, scarpe, eccetera, eccetera, cerca di prevedere in tutti i modi che tipo di gusti avranno le persone tra 6 mesi, un anno, per sapere che tipo di produzione dovrà avviare. Parlano sempre di aziende, un'azienda che deve investire dei soldi cerca di prevedere, o quantomeno cerca di elaborare studi che possano prevedere se il suo investimento andrà bene o male. I governi fanno queste cose, per esempio, per quanto riguarda l'economia, per cercare di prevedere come andrà l'economia per regolarsi di conseguenza. Fanno queste cose per quanto riguarda anche l'impatto sociale di alcune loro manovre, cercano di prevedere se nella stagione successiva ci saranno degli scioperi oppure no e a quali difficoltà andranno incontro, si cerca di prevedere se ci saranno attentati terroristici, se ci saranno guerre, ma queste sono le cose basilari. Dopodiché, quel che fanno i governi, diciamo non tutti i governi, però i governi quelli più strutturati, come per esempio il governo degli Stati Uniti, ma anche quello russo, quello cinese, quello inglese e così via, loro tirano fuori una enorme quantità di risorse, sto parlando di miliardi ogni anno, che danno a entità scientifiche, che sono dei centri di ricerca prevalentemente, per studiare per studiare quel che potrà accadere nel mondo tra 5 anni, tra 10 anni, tra 15 anni e così via. E dopodiché, una volta avute questi studi, loro fanno delle simulazioni per vedere se accade effettivamente quella cosa, quali sono i risvolti positivi e negativi di quella cosa che potrebbe accadere, e dopodiché fanno le esercitazioni per addestrare le persone a quella cosa lì. Il governo degli Stati Uniti agisce sempre così. Il muro di Berlino non è caduto all'improvviso, era stato deciso 10 anni prima che sarebbe caduto. Poi non si sapeva che sarebbe caduto il 9 novembre del 1989, ma sono tutte quante cose che si prevedono con enorme anticipo. Allora, per quanto riguarda il coronavirus, sono stati stanziati, come ho detto prima, centinaia di miliardi ai principali istituti di ricerca mondiali per cercare di capire tutto sul coronavirus e anche di cercare di capire l'impatto che un virus del genere avrebbe potuto causare sulla sanità. E una volta capito non solo tutto sul coronavirus, ma capito anche perché appunto ci sono questi modelli, ci sono questi algoritmi che riescono a prevedere abbastanza bene il futuro, insomma, ovviamente deve avere una casistica di eventi da inserire. Più è dettagliata, più è lunga questa casistica e più è facile prevedere qualche cosa. Diciamo che tra dicembre, cioè alla fine del 2018 inizio del 2019, più o meno molti paesi, compreso l'OMS, sapevano quando sarebbe arrivato e dove sarebbe arrivato il virus. Sono tutti studi scientifici, sono le stesse cose che ci portano, non saprei, l'analisi dei big data è una delle frontiere
nemmeno del futuro, del presente. Viene fatta su chiunque di noi, viene fatta a livello macrosociale e viene fatta anche a livello medico. Va bene, diamo per buono che ci sono persone così in gamba. Poi il fatto che tu dicevi che tutti i giornali scrivevano le stesse cose che c'erano nel rapporto, forse dà la prova ancora una volta che i giornali li scrivono i servizi segreti. Insomma, viene questo di... No, io non ho No, detto questo. no, dico però, se tu dici, no, tutto quello... Insomma, se A uguale a B e B uguale a C, no, se tu hai i report dei servizi e ti accorgi che i giornali scrivono solo quello che c'è nel report, forse viene il dubbio all'uomo medio che i giornali li scrivono i servizi, ma anche chi ha letto Fasanella magari e Colonia Italia ha lo stesso dubbio, ecco, però noi non vogliamo fare i complottisti, quindi lo neghiamo e uccidiamo la logica. Franco, senti, andiamo avanti su questo ragionamento, quindi diamo per buono che c'è gente così preparata che riesce a prevedere il futuro, come fa un po' il marinaio che guarda il cielo e capisce se il giorno dopo ci sarà bel tempo. Come fa il meteorologo che ti dice se ecco, che ti dice guarda gli elementi e capisce. Un giorno piove oppure no. E capisce come maturano questi eventi. Poi tu dici questo lo sapevano tutti, era un dato certo, però nessuno ha fatto nulla. Allora il sottinteso tuo qual è? Lo hanno fatto apposta per diminuire la popolazione mondiale? Cioè perché non avrebbero fatto nulla? Non ne ho la più pallida idea, nel senso che ovviamente posso trarre delle conclusioni, ma non ho prove. Allora, quello che ho raccontato fino adesso è supportato da prove prodotte da coloro che avevano previsto le cose. Dopodiché, adesso si entra in un altro campo, ovvero non hanno fatto nulla, si aprono due scenari possibili. Il primo, siamo governati da mentecatti, cioè da incapaci, quindi che non sono stati in grado di fare nulla, più che non hanno fatto nulla. Il secondo, non siamo governati da mentecatti, o quantomeno non sono tutti mentecatti, e quindi se qualcuno volontariamente ha scelto di non proteggere la propria popolazione, di non avvisare nemmeno gli altri paesi, evidentemente l'avrà fatto per un motivo. Allora, io non credo sia una questione di popolazione o sia una questione nemmeno di soldi, perché non sono questi, non lo so, non esistono elementi per poter dire una cosa del genere, anche perché non è che se diminuisce la popolazione di 1 milione di abitanti in un anno cambia un granché per la Terra, insomma. Casomai dovrebbe diminuire di 1 miliardo, al che avrebbe Non gli dare un'idea che magari qualcuno che ti sente la piglia sul serio, gli dai un suggerimento. No, però diciamo che per me è una cosa da non porsi, quella della diminuzione della popolazione. Allora, qui entrano in gioco varie cose, nel senso che il Covid ha scombussolato un po' le carte, cioè il mondo stava andando in maniera lineare in una direzione, oramai da molti anni, da qualche decennio, una direzione iniziata, diciamo, all'inizio degli anni '80, su un binario che io definirei il binario del neoliberismo, che portava il mondo verso il baratro. Questo è quel che penso io, insomma, stava piano piano distruggendo il pianeta e la società in generale, in giro per tutti quanti i paesi. Questa linearità è stata mano a mano arricchita e quindi ha subito questo percorso, ha subito anche delle accelerazioni, è stata arricchita dal fatto che c'è stata la caduta del muro di Berlino e poi c'è stata la rivoluzione digitale, che è stata una rivoluzione clamorosa, probabilmente uno degli eventi più sconvolgenti della storia dell'umanità dopo la ruota, l'invenzione della ruota e quella del fuoco, e quindi ha subito un'accelerazione. Poi ci sono state una serie di crisi economiche che ovviamente hanno favorito questo passaggio, questa nostra sempre maggiore sottomissione alla religione neoliberista, che per me è una religione e non una teoria economica, finché a un certo punto arriva il Covid. Allora, il Covid provoca due cose. Da una parte provoca una sorta di accelerazione del tempo. Noi tutti quanti siamo stati obbligati, noi tutti, intendo proprio tutti,
cioè l'intera popolazione italiana, l'intera popolazione francese, quantomeno tutti gli abitanti dei paesi più sviluppati sono stati obbligati dalla sera alla mattina a lavorare attraverso il computer, a andare a scuola attraverso il computer, a acquistare attraverso il computer, a socializzare attraverso il computer, a informarsi attraverso il computer. Il nostro mondo è stato trasferito nella realtà virtuale di forza, anche quelli che non avevano la minima intenzione di fare una cosa del genere. Allora, questo ha comportato una sorta di salto in avanti nel tempo a cui noi non eravamo assolutamente preparati, perché, come ho detto, il progresso e la mutazione della società, per quanto sgradevole, è qualcosa di solito abbastanza lineare, ed è lineare perché noi abbiamo bisogno di tempo per trasformare la società, per trasformare l'economia, per adattarci, per trovare le controindicazioni alle trasformazioni, per produrre delle leggi che possano proteggerci dagli abusi e così via. Se noi veniamo sparati nel futuro, tutto questo non c'è. Noi siamo sostanzialmente messi alla mercé di qualcos'altro. È come se un bambino di 7 anni si fosse svegliato il giorno successivo come un adulto di 65. È evidente che questo adulto di 65, che in realtà è un bambino di 7 anni, non è in grado di gestirsi, non capisce, non è in grado nemmeno di gestirsi fisicamente, non sa come muoversi, non sa come pensare, non sa come si deve comportare. E quindi che fa? Si affida agli adulti di 65 anni che gli spiegano che cosa deve fare. Non ha altro modo per andare avanti. E questi adulti di 65 anni possono farlo in maniera disinteressata, oppure possono approfittare di questo bambino divenuto adulto. Ecco, questo è quello che è successo all'intera società. Noi siamo 7 miliardi e mezzo di persone, di bambini che improvvisamente siamo diventati anziani, e ci sono pochi soggetti che erano già anziani, che erano già preparati a tutto quanto questo, che in questo momento ci tengono per mano. Usando espressioni, diciamo, meno carine, ci tengono per qualcos'altro, però diciamo ci tengono per mano. Ecco, diciamo per il bavero, ecco, diciamo così. Ecco. Senti, Franco, questa immagine mi convince molto, cioè tu dici siamo nel mezzo di questa emergenza, c'è chi sa, capisce, diciamo, il nesso di causalità delle cose e domina quindi una popolazione bambinola che... Chi sta governando questa cosa? E sono pochi. È chiaro, però a noi è venuto un dubbio che chi conosce le cose, chi conosce magari non ha fatto solo studi sui coronavirus, ma conosce anche la psicologia delle masse, ci è venuto il dubbio che alimentino una certa, diciamo, narrazione terroristica per finalità di controllo. Oggi c'è un pezzo che è uscito sul Corriere della Sera, quindi non proprio l'organo ufficiale dei sovranisti, populisti, complottisti e terrapiattisti, dove si dà conto del fatto che l'OMS, moltiplicando per 20 il numero degli effettivi contagiati, ne viene fuori un dato che insomma, assegna a questo terribile Covid-19 la stessa mortalità, tasso di mortalità forse perfino più basso di una normale influenza. Ecco, quindi all'uomo medio, insomma, che legge le cose, viene il dubbio che qualcuno soffi sul fuoco per finalità che non hanno nulla a che vedere con la salute dei cittadini. Franco. Allora, io non lo so, perché francamente cerco sempre di tenermi alla larga dalle questioni mediche, da queste questioni che non capisco, nel senso c'è uno che dice una cosa, c'è un altro scienziato che dice la cosa opposta, e non ho gli strumenti per comprendere qual è quello che c'ha ragione e quello che c'ha torto. Quello che invece so, proseguendo sul discorso che facevo prima, è che ci sono alcuni soggetti identificabili che hanno a che fare sia con diciamo il virus, sia con la pandemia, cioè la gestione della pandemia, sia con il post-virus o questo mondo digitale
forzato che ci ha consegnato il virus. Mi viene in Mi mente spiego Bill meglio. Gates, ecco, non so se No, Bill Gates c'entra. non me ne può fregare di me Bill Gates. Io di solito rifuggo dalle semplificazioni e dall'editare l'uomo nero. Non esiste l'uomo nero in nessuna occasione. Le cose sono sempre molto più complicate. Allora, quando parlo di alcuni soggetti, faccio un esempio, non si tratta solamente di loro, ma tanto per capirsi meglio. Allora, non si sa esattamente da dove sia arrivato questo virus, o almeno ci sono molti scienziati che affermano che sia arrivato attraverso un pipistrello, il pangolino, un altro animale, e poi all'uomo, quindi in maniera naturale, diciamo così. Ci sono altri scienziati che affermano che questo virus è stato perso da un laboratorio di alta sicurezza biologica che si trova a Wuhan. Ci sono altri scienziati che sostengono che questo virus non è stato perso dal laboratorio, ma è stato diffuso nell'ambiente dal laboratorio. Poi ce ne sono altri ancora che sostengono che questo virus è stato geneticamente modificato e rafforzato. Anche in questo caso può essere stato perso o può essere stato diffuso. Adesso non si sa quale sia la verità, perché ci sono, come ho spiegato adesso, ci sono molte verità diverse, tutte possibili. Non esistono prove a sostegno di una o dell'altra, o contro uno o contro l'altra. Però, Però, sì, prego, concludi. posso finire il ragionamento? Una cosa la so, ovvero il laboratorio di Wuhan è uno strano posto, veramente un posto molto singolare, perché questo laboratorio che si trova nel centro della Cina, che è un laboratorio in parte anche militare cinese, è stato pensato dal presidente francese Jacques Chirac, è stato finanziato e costruito e progettato letteralmente dai francesi, che è già una cosa che non ha senso di per sé. È stato inaugurato dal premier francese Cazeneuve, non da Xi Jinping. Quindi, eppure quello non ha senso, perché un premier francese che va a inaugurare un laboratorio di alta sicurezza, in parte militare, nel centro della Cina, che non è esattamente l'alleato della Francia. Dopodiché, una volta che il laboratorio è partito, che è successo? È successo, ovviamente ci sono gli scienziati cinesi, ci sono gli scienziati francesi. A questo punto un personaggio che noi abbiamo imparato a conoscere in televisione con la faccia da topo, che si chiama Anthony Fauci, ha deciso in una riunione alla Casa Bianca di far ripartire degli esperimenti altamente pericolosi, che erano stati banditi dal territorio statunitense, sul coronavirus, e questi esperimenti di farli ripartire dal laboratorio di Wuhan. Quindi arrivano gli Stati Uniti, quindi abbiamo un laboratorio costruito dai francesi, progettato dai francesi, inaugurato dai francesi, con scienziati francesi e cinesi, e improvvisamente arrivano gli Stati Uniti che portano i loro scienziati, portano i soldi, finanziano quel laboratorio e portano addirittura i loro ispettori, che è una cosa inaudita, cioè gli ispettori del Ministero degli Esteri degli Stati Uniti che vanno a visitare trimestralmente questo laboratorio per vedere se le cose funzionano oppure no. È come se degli ispettori cinesi entrassero in un sito nucleare di armi nucleari americano per verificare se ci sono fuoriuscite di radiazioni, che è una cosa inaudita, non sta né in cielo né in terra, eppure accade questo. E questi scienziati, anzi questi ispettori, continuano a ripetere come un mantra in ogni loro rapporto: questo laboratorio è insicuro, succederà prima o poi qualche cosa, eccetera, eccetera. Ma non è finita lì. Con l'arrivo degli americani arriva anche una fondazione statunitense, e questa fondazione statunitense, che si chiama EcoHealth Alliance, è una fondazione che fa degli esperimenti scientifici e medici molto particolari, degli esperimenti che sono banditi quasi ovunque nel mondo perché giudicati pericolosi e non etici. Si chiamano gain of functions. Allora, di che cosa si tratta? Si tratta di, loro
prendono, nel caso del virus, prendono il virus, lo trasformano geneticamente nella peggior versione di se stesso e vedono che effetti può produrre. È come se noi decidessimo di comprendere quanto possono essere pericolosi dei felini, prendessimo un piccolo gattino e lo trasformassimo geneticamente in un dinosauro per vedere quali effetti, quali distruzioni produce, un po' come si vedono nei film. Jurassic Park è pieno di film catastrofici che ci raccontano di cose del genere. Bene, queste cose sono state fatte nella realtà, cioè insieme agli scienziati americani, insieme agli ispettori ufficiali americani, arriva questa fondazione che inizia a fare questi esperimenti gain of function nel laboratorio di Wuhan, giudicato insicuro dagli stessi americani. Allora, sì, prego, concludi, Franco. il virus. Allora, quindi abbiamo questo laboratorio dove ci sono di mezzo i cinesi, i francesi, gli americani, c'è in mezzo questa fondazione che non ha a che fare direttamente con il governo degli Stati Uniti, anche se dietro questa fondazione ci sono degli studi legali che sono tutti riconducibili alla CIA. Dopodiché ci sono anche delle aziende, perché è una fondazione privata, non è una fondazione pubblica. E che cosa sono queste aziende? Una è un'azienda che produce vaccini, che è una delle più grandi aziende del mondo che producono vaccini, Qual è? 20 miliardi l'anno. È un'azienda tedesca, il nome purtroppo non me lo ricordo, magari vedrò di ricordarmelo. Dopodiché ci sono dietro soprattutto 3 enormi colossi finanziari. Sono le 3 più grandi società che esistano al mondo, che in realtà sono 3 società di Wall Street, sono 3 società che come se fossero una, perché ciascuna è proprietaria dell'altra. Quindi sono 3 società, ma come se fossero una, anche perché ne hanno le stesse persone nei consigli di amministrazione. Sono 3 società che da sole, messe insieme, queste 3 società gestiscono una quantità di denaro pari a 25 mila miliardi. Conosci i nomi di queste società, Franco? Cosa? Conosci i nomi di queste società? Sì, si chiamano BlackRock, Vanguard e State Street. Chi sono i consiglieri di amministrazione più importanti di queste società? Chi c'è? Warren Buffett? Tutti si chiama Larry Fink, che è il fondatore di BlackRock, che è l'uomo che viene consultato sempre da qualsiasi governo per qualsiasi cosa, perché è sostanzialmente proprietario del pianeta. Allora, queste 3 società sono più ricche degli Stati Uniti d'America, sono più ricche della Cina, sono più ricche di tutta l'Europa messe insieme. E loro sono, diciamo, gran parte della parte finanziaria ed economica dietro questa fondazione sono loro. E non è finita qui, perché io dicevo il laboratorio, poi c'è quindi il virus, poi c'è la gestione del virus, ovvero la gestione del virus, che vuol dire mascherine, altri bombole d'ossigeno, eccetera, tutte quante queste cose qui. Prendiamo le mascherine. Le mascherine sono, parlo non di quelle di stoffa, di quelle finte che abbiamo noi, parlo di mascherine vere, cioè quelle FFP2 e FFP3. Sono fatte di un tessuto molto particolare, molto particolare. Questo tessuto è altamente tecnologico, viene usato per le automobili di Formula 1, per gli aerei, per cose di questo genere qui, ed è prodotto da pochissime aziende nel mondo. Queste aziende sono quasi tutte cinesi e qualcuna è indiana. Dopodiché questo tessuto deve essere trasformato in mascherine. Il 90% della produzione di queste mascherine FFP2, FFP3 nel mondo viene prodotto in Cina, di cui il 50% da un'azienda di Wuhan. Allora, tutte queste aziende cinesi che producono il tessuto, che producono le mascherine, sono quotate in borsa. Se si va a vedere chi sono i soci privati, perché ovviamente quotare in borsa chiunque può acquistare le azioni, chi sono i principali soci privati di queste aziende, si scopre che i principali soci privati sono BlackRock, Vanguard e State Street, insieme al governo cinese. Ho fatto l'esempio delle mascherine perché è abbastanza clamoroso, quindi abbiamo il virus in cui ci sono di mezzo francesi, cinesi, americani, privati, pubblici, non si capisce. Poi e ci sono queste società finanziarie, abbiamo le mascherine, che hanno 2 di questi soggetti, quindi la Cina e queste 3 enormi colossi di Wall Street, e poi abbiamo il futuro digitale, quello di cui parlavo prima. Il futuro digitale passa attraverso internet, ma internet senza i cosiddetti device, ovvero computer, iPad e cellulari, non esisterebbe.
sarebbe una cosa impalpabile, nessuno lo potrebbe utilizzare. Quindi sono fondamentali questi strumenti, l'hardware è fondamentale. E l'hardware di questi strumenti, e non solo di questi, ma anche della tecnologia laser, della tecnologia aerospaziale, di quella a microonde, delle automobili elettriche, eccetera, 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 praticamente di tutto quello che riguarda la nostra modernità. Tutto questo hardware non funzionerebbe senza la presenza di 17 minerali, che sono la base di tutto quanto questo. Alla base del mondo moderno ci sono 17 minerali che hanno dei nomi strampalati, sembrano usciti da un fumetto di Topolino, che tutti insieme vengono soprannominati terre rare. Non sono rari per nulla, vengono estratti principalmente in due paesi, Repubblica Democratica del Congo e Cina. E le aziende minerarie che le estraggono sono tutte cinesi. E le aziende che trasformano questi minerali in componentistica di tutto quello che vi ho raccontato, cioè della nostra modernità, di quello che compone la nostra modernità, sono tutte cinesi. Sia le aziende minerarie che le aziende di trasformazione sono quotate in borsa. E sapete chi sono i principali azionisti? BlackRock, Vanguard e State Street. Allora, vedete bene che c'è, non so come dire, c'è una ripetitività nelle varie fasi del il passato, il presente e il futuro. Più o meno capitano gli stessi soggetti. Adesso io ho molto semplificato, perché in realtà la cosa sarebbe ancora più complicata, però rende l'idea di quel che è successo, di quel che sta accadendo e di quel che potrebbe accadere. E ovviamente io non ho nessuna prova che il virus sia stato effettivamente, diciamo, il virus che circola sia un virus modificato. Non ho nessuna prova che il virus... Ti consiglio però di leggere il libro del professor... attraverso il laboratorio di Wuhan. Ecco, però c'è un bel libro che abbiamo intervistato noi, l'autore qualche tempo fa, del professor Tritto, che mi pare che si chiama Storia del Covid-19, la chimera modificata, insomma una cosa del genere. Ti consiglio di guardarlo perché è molto preciso, insomma, sembra molto rigoroso anche sul piano scientifico. Prego, continua Franco. Dicevo, non ho nessuna prova di queste cose, però, come dire, ci sono delle singolarità in tutto questo, delle stranezze, che non so se rimangono, se devono rimanere come tali, cioè come singolarità e stranezze, oppure se sono un filo logico di un qualcosa che è realmente accaduto. Questo non ne ho idea, però bisogna incominciare a ragionare un po' oltre, diciamo, sia il virus stesso, sia l'apparente impatto che il virus ha diciamo, sulla nostra vita. C'è un momento, ecco, per un attimo non ti sentivamo più. Ci senti, Franco, che il collegamento si è indebolito? Franco? Ci senti? Perché non è solamente una... Pronto? Sì, per un attimo non ti avevamo adesso sentito perché il collegamento era andato evidentemente in stand-by. Sì, tu stai dicendo, insomma, sono una serie di casualità queste, però sono una serie di casualità. Allora, messe tutte insieme danno uno spaccato. Ecco. Bisogna cominciare ad andare oltre, perché non esistono solamente i soldi, non esiste solamente il problema del disastro sociale, esiste qualcosa di diverso. Cioè, è come se il Covid stesse cambiando nel profondo la nostra società. Io lo paragono quasi a una rivoluzione francese. Cioè la rivoluzione francese ha sostanzialmente interrotto qualcosa, o iniziato a interrompere qualcosa che era stato dato per assodato per millenni, ovvero il potere di alcuni soggetti, pochi, di vita o di morte sulle persone. Alcuni di questi non erano particolarmente ricchi, anzi alcuni erano pure in bancarotta, sto parlando di nobili, di re, di imperatori, di faraoni. Però, indipendentemente dai soldi che avevano questo potere unico, che era un potere divino. Allora, la rivoluzione francese ha sancito la fine di questa cosa, o l'inizio della fine di questo sistema. Il Covid è come se lo stesse in qualche modo ripristinando, perché se ci sono pochi soggetti, io ne ho citati alcuni, ovviamente sono un po' di più di quelli che vi ho detto, ma se ci sono un numero limitato di soggetti nel mondo che
è in grado di fornire il materiale che serve per proteggersi dalla pandemia oppure non fornirlo, di fornire i componenti essenziali per far girare il mondo intero a tutti i livelli, a livello medico, a livello finanziario, a livello economico, a livello personale di 7 miliardi e mezzo di cittadini, fornire queste cose oppure non fornirle, capite bene che il potere in mano a questi soggetti è enorme e non paragonabile a nessun potere attualmente presente sul pianeta Terra. Hanno quel che si dice potere di vita o di morte su centinaia di migliaia, milioni, miliardi di persone. E secondo me bisogna iniziare a ragionare sul come sta cambiando la società, in che direzione stiamo andando e chi effettivamente si sta giovando di questa cosa, che non è solamente un giovamento economico, anzi soprattutto non è economico. Ecco, tu ci hai prospettato il ridisegno della società contemporanea in senso feudale attraverso una operazione che vede insieme tutti i colossi globali più importanti che, guarda caso, ritroviamo in tutte le fasi di questa pandemia, sia in quella dell'annuncio che in quella del laboratorio, insomma della produzione, tra virgolette, di questo virus, che della soluzione. Ecco, uno spaccato davvero molto interessante, anche perché non è affatto semplicistico, non divide Stati Uniti contro Cina, ma metti in rilievo come esistono dei mondi apolidi che utilizzano magari le singole nazioni come braccio contingente armato per progettualità che però superano i confini, superano le etnie e superano certe volte anche il senso del limite e della storia. Grazie Franco. Hai detto benissimo, anche se ovviamente, ripeto, della causa-effetto di queste cose io non ho le prove, perché il presupposto dovrebbe essere il virus è stato modificato ed è circolato tra noi per dolo. Però Franco, non lo dicevano, insomma, non lo dicono solo i baristi, diciamo, dei migliori bar di Caracas, lo diceva Montagneri, che è un premio Nobel. Non lo so. Insomma, non è che lo hanno detto, non è un'ipotesi, l'ha detta Pompeo, che è il capo della CIA, forse qualcosa è stato capo della CIA, qualcosa di servizi ne capisce. Insomma, chi l'ha studiato dice che non ha nessuna affinità né col pangolino né col pipistrello. Insomma, l'idea che questo virus abbia delle componenti poco naturali non è, diciamo, il vagheggiamento di complottisti, ma insomma, è una teoria che viene accreditata anche da personaggi che hanno studi, titoli, insomma, e prestigio. Non ho un'idea, c'è l'altra ipotesi. Non lo diciamo noi, però diciamo che queste tesi circolano e circolano dentro contesti prestigiosi. Chiedo scusa, l'altra ipotesi potrebbe essere, e in questo caso qui secondo me non sarebbe meno grave, però sempre ipotesi si tratta, e vorrei chiarire questa cosa, e cioè tutti sapevano, c'è chi si è attrezzato e chi non l'ha fatto. Allora ci sono alcuni soggetti che si sono attrezzati e quindi noi siamo caduti nelle braccia di questi soggetti, che è un'altra ipotesi, ovviamente non ho prove per dire questo, ma che tutti sapevano sì. Cioè, il problema è che quando gli Stati Uniti vanno a fare quella simulazione, a quella simulazione partecipano anche le principali società finanziarie, partecipa anche BlackRock, Vanguard e State Street. Le ricerche sul coronavirus spinte vengono fatte da questa fondazione, dove dietro ci sono queste tre enormi società finanziarie. Quindi sicuramente queste tre società finanziarie e anche altre sapevano. Quindi questa è una certezza. Si sono avvantaggiate? Probabile. Hanno loro spinto il virus? Non lo so. Hanno loro spinto i governi a non fare nulla? Anche questo non lo so. Ecco, lo scopriremo solo vivendo. Intanto gli elementi che ci hai dato ci offrono uno spaccato più preciso, più chiaro di quello che è in realtà accaduto, anche con riferimento, come dicevi tu correttamente prima, alla complessità di alcuni fenomeni che quando vengono semplificati o banalizzati perdono sempre, diciamo, una parte, se non tutta, la verità e l'autenticità del discorso e del racconto. Quindi grazie per la tua precisione, Franco, anche per la, diciamo, la prudenza con la quale esponi le tue tesi, che è tipico di chi non vuole suggestionare ma vuole raccontare, però in un mondo che vive di semplificazioni, sai, la logica
fa fatica spesso a farsi spazio. In ogni caso siamo stati molto felici di averti avuto con noi, speriamo di riaverti presto per ulteriori approfondimenti su Molto questo volentieri. o altri temi. Così è un'ultima cosa, scusate, è una cosa che riguarda il libro. Chiunque fosse interessato ad acquistare il libro, rimandiamolo in sovrimpressione, regia, il libro non si trova in nessuna libreria, non si può trovare su Amazon, l'unico che ha il libro sono io. Quindi se siete interessati ad acquistarlo e a leggerlo, dovete scrivermi un'email alla mia email personale, francofracassi1 a numero @gmail.com, francofracassi1 @gmail.com. È l'unico modo che avrete per poterlo leggere. Bene, quindi ci uniamo all'appello di Franco, acquistate il libro scrivendo a Franco Fracassi, alla mail che vi ho appena indicato. Noi ti risentiremo presto perché, non so, insomma, del pubblico a casa lo sa, è conosciuto Franco, magari alcuni non sanno che oltre ad avere affrontato con piglio d'inchiesta questo problema del Covid è anche un esperto di geopolitica, in particolare di questioni che riguardano l'Europa dell'Est, ma non solo. Grazie mille a tutti. Alla prossima. Bene, cari amici di Vox Italia TV, si chiude qui questo nostro nuovo approfondimento, davvero interessante, apre scenari per lo più sconosciuti e tacitati dal sistema informativo mainstream. Questo è il nostro compito, fare luce dove gli altri vogliono che resti l'ombra, ma per farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto. Vi invito per l'ennesima volta a donare ai numeri che la regia ha mandato in sovraimpressione o tramite bonifico, tramite PayPal. Stiamo andando avanti, diciamo, con la forza dell'inerzia e della passione, però arriverà un momento nel quale, fra insomma, qualche mese, dovremo tirare le somme e capire se questo progetto che abbiamo messo in piedi è economicamente sostenibile, dal momento in cui noi, per essere liberi, non abbiamo e non vogliamo editori, ma i nostri editori dovete essere voi. Ecco, solo questo è il modo per restare ancora a lungo a lavorare insieme e a continuare questo percorso di libertà. Grazie, alla prossima.